tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo un piatto tipico napoletano. Vi lascio gli ingredienti e poi iniziamo la nostra preparazione. Per le nostre braciolette al sugo alla napoletana ci serviranno 270 grammi di carne a fette. Io ho preso delle fettine di reale, ma voi potete prendere qualsiasi carne che possa essere fatta diciamo a fettine, quindi una coscia, un controfiletto, scegliete voi, sempre però di manzo. Poi abbiamo basilico, 4-5 foglie, 20 grammi di cipolla, uno spicchio d'aglio molto grande oppure 2 spicchi d'aglio, uvetta sultanina 15 grammi e 8 grammi di pinoli, pangrattato, quanto ce ne serve. Io ho messo 3 cucchiai, ma potrebbe servircene anche di meno. 30 ml di vino, un vino bianco o rosso, l'importante è che sia un vino secco. Un uovo, anche questo vediamo quanto ne usiamo. Prezzemolo tritato fine, poi pepe, olio extravergine, passata di pomodoro, noi ne metteremo all'incirca un 450 grammi, e sale. Metteremo anche del pecorino grattugiato. Io incomincio a mettere un cucchiaio abbondante. Ci serviranno anche degli stuzzicadenti. Per prima cosa incominciamo a battere la nostra carne. Io vi voglio far vedere, ho levato tutti i nervetti dalla carne, perché così sarà più facile batterla e renderla più sottile. Se trovate fettine intere è ancora meglio, ma possiamo comprare un pezzo più economico e poi fare così. E questa è fatta. Ce le facciamo tutte così. Sovrapponiamola un poco in questo modo e poi ce la battiamo. Ecco qui, c'è un altro nervetto e io ce lo levo con la forbice. Ecco qui, io le do una forma, come avete visto, più o meno rettangolare. Ecco qui, questa è la seconda fettina. Continuiamo così fino a quando non ce le siamo fatte tutte. Ora ci creiamo il nostro impasto da mettere nelle nostre braciole. Io incomincio a mettere l'uovo E l'uvetta, i pinoli, poi ci mettiamo il prezzemolo, il pepe, poi ci mettiamo l'aglio a pezzetti molto piccoli, lo tritate un poco, mettiamo il sale, non esagerate perché poi dovremo mettere il pecorino, il nostro pangrattato e il cucchiaio abbondante di pecorino. Incominciamo a mischiare, vediamo quanto assorbe. Deve essere un impasto abbastanza solido. Mettiamo un altro poco di pangrattato. Un altro poco di pecorino. Come vedete il pangrattato
è un elemento essenziale perché ci dà la possibilità di rendere più sodo il nostro impasto. Alla fine abbiamo messo 2 cucchiai di pangrattato e, come vi ho detto, uno abbondante di pecorino. Ok, adesso passiamo a riempire le nostre braciole. Fettina di braciola, quelle che abbiamo sono 4 braciole, quindi dividiamoci l'impasto più o meno in 4 parti, in modo che abbiamo l'impasto uguale per tutti. Io lo metto per lungo, in questo modo. Poi faccio così, così, e chiudo la braciola. Tenete i bordi che abbiamo piegato sempre accostati e poi possiamo mettere il nostro stuzzicadente. Facciamo in questo modo, in modo da prendere tutto il lato che abbiamo chiuso, ed eccola qui, la nostra bracioletta è pronta, un po' come la bombetta barese o siciliana. Adesso continuiamo con le altre. Il nostro ripieno per lungo, in questo modo. Ecco qui, laterali, così, e poi, mantenendo i nostri laterali, chiudiamo. Ecco qui, e un'altra è pronta. Stuzzicadente. Ecco qui, continuiamo fino a quando non le abbiamo fatte tutte e 4. Vedete? Ok. Ho messo la cipolla nella nostra casseruola con l'aglio e l'olio. L'olio ne ho messo all'incirca 4 cucchiai. Adesso facciamo andare delicatamente l'aglio e la cipolla fino a che non si dorano. Appena l'aglio e la cipolla si sono dorate, mettiamo le nostre braciolette e alziamo un poco. Le dobbiamo far dorare da un lato, dall'altro e ai fianchi, in modo da poter mettere poi il nostro vino a sfumare. Adesso che sono un po' rosolate, le sfumo con il vino. Una volta che tutto il nostro vino si è consumato, una volta rosolate, io ho scrostato tutto la crosticina che si era fatta, ho messo il pomodoro, il sale, il basilico una parte, se volete un po' di pepe e 2 dita di acqua. E adesso dobbiamo far cuocere. Io metto un coperchio lasciando libero, vedete, un poco, in modo che l'acqua che abbiamo messo si consuma, e mi raccomando, ogni tanto giratele. Ora che le braciole sono pronte, io le levo dal sugo. Metto un po' del loro sugo per poi riscaldarle. E con il resto del sugo useremo per condire degli gnocchi senza patate, che sarà la prossima ricetta che vi presenterò. Le braciolette napoletane con salsa, possiamo dire
un ragù sono pronte. La prossima ricetta, come vi ho detto, gnocchi senza patate. La ricetta è terminata, io vi auguro come sempre buon appetito e se volete potete anche iscrivervi al mio canale.